Il banco farmaceutico compie 20 anni e per l'occasione la giornata di raccolta del farmaco dura una settimana, dal 4 al 10 febbraio. L'iniziativa è stata presentata in Giunta regionale del Veneto alla presenza dell'assessore alla sanità Lanzarin. Rispetto alla prima edizione sono aumentate le farmacie aderenti. Da 466 dello scorso anno sono aumentate a 495, un risultato enorme, un grazie di cuore ai farmacisti che ancora una volta hanno creduto e vogliono sostenere col loro contributo il banco farmaceutico. Questo ci fa ben sperare perché comunque la speranza è di superare i valori dello scorso anno che erano stati eccezionali. Ricordo 35.000 i pezzi di farmaci raccolti nelle 466 farmacie dello scorso anno per un valore economico di 260.000 euro. Ad ogni farmacia ci deve essere un volontario. Per cui diciamo, questa crescita va direttamente dipende anche dalla disponibilità dei volontari di presidiare le farmacie. Comunque nota positiva, io mi auguro che i veneti vengano nelle nostre farmacie e donino un farmaco. Ricordo che ogni farmacia per aderire a questa iniziativa ha anch'essa versato una quota importante in denaro perché questa iniziativa vada a buon fine. Fino a lunedì dunque si potranno acquistare uno o più medicinali da banco che verranno raccolti e consegnati agli oltre 1800 enti assistenziali convenzionati col banco farmaceutico. Il momento clou sarà la giornata di sabato 8 febbraio. E la speranza è che, ma ne sono certo, il popolo veneto che ha un grande cuore si recherà in massa nelle farmacie per dare il loro contributo, per aiutare le persone indigenti che non possono nemmeno acquistare un farmaco da banco del valore di 4-5 euro. Il fenomeno del disagio in Veneto registra un dato pari al 15%, inferiore rispetto a quello della media nazionale del 28%. Tradotto significa che si va incontro alle fasce più vulnerabili della società, considerato che le prime privazioni riguardano i beni primari e la salute. Il buon cuore dei veneti è una cosa assolutamente assodata. Io mi auguro che anche quest'anno vogliano venire nelle nostre farmacie, che sono praticamente un terzo hanno aderito, a donare un farmaco per delle persone che ne hanno bisogno.